Buon pomeriggio a tutti gli amici collegati con Directa Sport. Le immagini vi arrivano in diretta dagli impianti sportivi del CUS Sassari, qui per raccontarvi il big match della terza giornata di Serie A di basket in carrozzina. Estate Porto Torres contro Unipol SAI Briantea 84 Cantù. Entrambe le squadre guidano la classifica in questo momento a quota 4 punti, avendo fatto percorso netto fino a questo momento con 2 vittorie a testa nelle 2 partite giocate fino a questo momento. Intanto la gara sta per iniziare, squadre agli ordini dei signori Palazzo e De Mattia. Prima palla 2 della gara per Porto Torres, che gestirà il primo possesso di questa partita con Sofiane Meyaoui. Gomez, servito da Simula. Primo tiro di Porto Torres finisce sul primo ferro. Allora, già dall'altra parte Cantù con Carossino. Pallone verso il numero 14 Berdun. E poi arrivano i primi 2 punti della partita. Li ha segnati Cantù con il suo numero 26 De Maggi. Sofiane Meyaoui, qui battezzato, lasciato tirare colpevolmente dalla difesa di Cantù, unisce immediatamente con l'arma finale. Sofiane Meyaoui, prima tripla al primo tentativo della sua partita. Intanto arriva anche un fischio arbitrale. Primo fallo della partita del GS di Porto Torres, dovrebbe averlo commesso Pedron. De Maggi sotto canestro per il tentativo del numero 13 Driss Said, scelto nel quintetto iniziale insieme a Santorelli, Giulio Maria Papi, Adolfo Damian Berdun, Carossino Filippo e De Maggi. Dentro il primo. Fa 2 su 2 Said Driss, nuovo vantaggio Cantù, 4-3. Poco meno di 1 minuto e mezzo giocato fino a questo momento. Ancora deve prendere le misure del proprio attacco Porto Torres, che ha concluso solo con una geniale tripla di Sofiane Meyaoui. Gomez, un po' di lotta sotto le prance per Chris Gomez. Fallo fischiato in attacco, se ne accusa immediatamente De Maggi. Fallo su tiro, quindi primo viaggio in lunetta. Per Christian Gomez, che sbaglia il primo. Mette il secondo, fa 4 pari, pareggia la partita Christian Gomez. Il nuovo attacco di Cantù partirà dal 10 Santorelli. Bravo qua Said Driss a andare via a Sofiane Meyaoui. Poi mettere questo pallone sotto canestro per Carossino, che su una ruota resta in equilibrio, segna un punto molto molto complicato. 6-4 per Cantù. Ancora Meyaoui, che come prima scelta sembra sempre voglia punire dalla distanza. Poi Gomez qua bravo a liberare Puggioni, chiuso da Said Driss. La palla resta ancora lì, fallo e canestro per Simula. Segna i primi 2 punti della sua partita. Ha mosso bene la palla
sotto canestro Porto Torres. La conclusione di Simula è stata. Contrastata fallosamente, non chiude il gioco da 3 punti Giampiero Simula, e allora il pallone ancora per il numero 10 Santorelli. Conclude però solo primo ferro, l'ultimo tocco è di un giocatore di Cantù. E allora attacco inefficace anche per gli ospiti. Vedremo come organizzerà l'attacco di Porto Torres Sofiane Meyaoui. Stavolta va ancora con la tripla, il ferro però la respinge. Carossino, Gomez e Meyaoui si scontrano ed è un rigore in movimento per il numero 13 Driss Said, che ne segna altri 2. (8-6) quindi, quando sono passati 3 minuti dall'inizio di questa partita. 7 ne mancano alla fine del primo quarto. Gomez, scusate, mi sono un po' incespicato guardando Gomez su una ruota. Cercare di mettere dentro un pallone è veramente difficile. Ancora una volta molto sfortunato qua Gomez. Ha comunque a disposizione 2 liberi. Terzo fallo già da segnalare per Cantù. Sbaglia il primo Gomez. Sbaglia anche il secondo, fa 0 su 2. Un rapporto complicato con i liberi in questa partita, almeno all'inizio per Cristian Gomez. Ha fatto 1 su 4. Resta quindi sul 8-6 Carossino con la palla fra le mani, organizza l'attacco di Cantù. Si fa vedere Berdun, servito invece nessuno, il canestro e la rete. Gran canestro di Carossino, segna i primi 2 della sua partita, fa 10-6, massimo vantaggio per Cantù. Sofiane Meyaoui ha un po' di spazio, stavolta subito il fallo di De Maggi. Quarto fallo di Cantù a 6,5 dalla fine del primo tempo, del primo quarto. Provava a scappare sull'esterno Meyaoui, chiuso da un fallo di De Maggi. Ricomincerà con la rimessa a disposizione del 23 che scambia con Simula. Un po' di spazio per Sofiane Meyaoui, ancora una volta sceglie di non tirare, poi si arresta bene sotto per Gomez che non trova nessun compagno se non Simula. Poi ancora Meyaoui, non c'è fallo di Carossino. E allora cambio di possesso, ottima difesa da parte dell'Unipol Sai 84 Cantù. Impedisce a Porto Torres di concludere. Intanto De Maggi già dall'altra parte. Il pallone è per il 14 Berdun. Ancora De Maggi, c'è Carossino a sinistra, servito alla grande, ancora Carossino. Una facilità magistrale per Carossino, che fa sembrare facile qualcosa che facile non è assolutamente. Segna altri 2 punti. Per Cantù, intanto siamo già dall'altra parte. Il tentativo di Porto Torres finisce sul ferro. Allora sul 12-6, palla ancora sotto canestro per Carossino con una mano. Stavolta il canestro sputa fuori il tentativo del 22 che poi subisce il fallo di Simula. Sul 12-6 ci saranno 2 tiri a disposizione di Carossino, dopo però il time out chiamato dalla panchina di Porto Torres. Piccolo time out anche per noi. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali.
Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Torniamo in diretta da San Giovanni. Mancano 5:27 alla fine di questo primo quarto. Cantù è avanti 12-6 e ha a disposizione 2 liberi con quello che al momento è il top scorer della partita, Filippo Carossino. Due su 2 per Carossino. E allora 14-6. Gomez per Meyawi. Ancora Sofiane Meyawi fermato alla grande. Allora già il contropiede di Cantù con Carossino. Carossino. Facile facile. 16-6 più 10. Nuovo massimo vantaggio per Cantù, che prova a indirizzare immediatamente questa partita. Meyawi. Si muove ancora una volta Sofiane Meyawi con la palla fra le mani. 6 secondi per chiudere l'azione. 3 secondi. De Maggi ruba il pallone a Sofiane Meyawi, che commette fallo. Deve essere il quarto, ecco, infatti attendevo l'aggiornamento del tabellone. Quarto fallo anche per Porto Torres. Berdun porta avanti il pallone per l'Unipolsai. Palla per De Maggi. Arriva la neoentrata Yasmin Sallis a chiudere su De Maggi. Mismatch evidente. Fortunata però Porto Torres, perché la palla di De Maggi sbatte sul ferro e non entra. Si resta sul 16-6. Simula. 7 secondi a disposizione di Porto Torres per chiudere l'azione. Arriva però un altro fallo su Sofiane Meyawi. Finito il bonus. Ogni altro fischio contro le due squadre sarà lunetta. Sbaglia il primo Meyawi. Il secondo lo mette. 16-7, torna a segnare Porto Torres, chiudendo un'emorragia che andava avanti dal 6-6. Berdun per Carossino, c'è sotto Said, servito Said, non se ne rende conto. Bravo però Meyawi. Intanto sono entrati sul terreno di gioco per Porto Torres il 9 Falchi e la 22 Yasmin Sallis. Sofiane Meyawi per Gomez, si è visto poco il centrone con la 12, va Gomez, prova subito a smentirmi, la palla però sbatte ancora una volta sul ferro, ci cammina sopra e poi non entra. Si
Si resta sul 16-7, 3:20 da giocare, 12 secondi invece a disposizione di Cantù per chiudere l'azione. Said Driss, canestro in arretramento, veramente perfetto Said in questa circostanza. Meyawi ha sempre qualcuno a darle fastidio. Meyawi stavolta si fa aiutare dalla tabella, va bene a contrasto con De Maggi che nulla può. Altri 2 punti di Sofia Meyawi che deve per forza di cose prendere per mano questa squadra e vuole provare a ricucire il punteggio. Intanto Carossino sotto per De Maggi, bravissimo Simone De Maggi, in un fazzoletto è riuscito a girarsi, a segnare il 20° punto per Cantù. Sofiane Meyawi prova la tripla Meyawi, primo ferro tabellone e poi rimbalzo Cantù. Azione che riparte da Berdun, c'è Carossino che si fa vedere, servito invece De Maggi, adesso Carossino sul pitturato, secondo ferro, la palla esce e finisce fra le mani di Gomez che prova a imbastire servendo Meyawi. Una nuova azione offensiva sul 20-9. Meyawi lascia andare con la mano destra Meyawi, la palla però catturata dalla difesa di Cantù. Carossino in contropiede, semplice semplice, ne segna altri 2. 22-9. Meyawi sotto per Bruno Falchi, colpevolmente lasciato libero dalla difesa di Cantù. (22-11). Berdun cerca un compagno, lo trova nel numero 10 Santorelli che conclude ma non in maniera precisa. Allora rimbalzo per la difesa di Porto Torres con Sofiane Meyawi che si cerca un po' di spazio per provare la tripla. Sempre difficile da capire le intenzioni del 23 che stavolta serve un compagno. La palla filtra verso Gomez che sceglie di tirare. Sfortunatissimo qua Gomez, 3 ferri prima che la palla possa uscire. Palla strappata dalle mani di Yasmin Salis, nuovo contropiede per Cantù con Said che segna altri 2 punti. 24-11. Sta soffrendo tantissimo il contropiede di Cantù. Ci aveva provato da lontanissimo Meyawi sulla prima sirena, però finisce il primo quarto 24-11. Piccolo spot per noi. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Riprende a giocare, palla fra le mani di Cantù con il numero 14 Berdun. Serve Geninazzi, neo entrato in campo, con lui anche Papi con il numero 4. Eccolo Papi subito
scrivere il proprio nome sul tabellino. Primi 2 punti della sua partita, 26-11 per Cantù. Sofiane per Bruno Falchi, poi ancora Meyawi. Pallone sotto per Gomez, fallo di Papi. Sul 26-11, nuova possibilità per Chris Gomez. Pessimo rapporto di Gomez con i liberi oggi. Nuovo errore per il 12. Stavolta lo mette. Fa 26-12. Sopra di 14 Cantù, a 9,5 dalla fine del secondo quarto. Ecco Geninazzi. Pallone per Santorelli. Fa vedere fuori Geninazzi. Palla che passa sopra Berdun e serve proprio il numero 5. Ecco Berdun, buono il servizio per Said, che ancora una volta lascia andare fluentemente la mano destra senza contrasti. Piccola fase di confusione al centro dell'area, alla fine il pallone sarà per Porto Torres. Cambia quindi il possesso, si resta sul 26-12, 9-5 alla fine di questo secondo periodo. Sofiane Meyawi con la palla fra le mani per Porto Torres, sotto per Gomez che si coordina e prova con un tiro molto difficile a buttare dentro il 14esimo punto per i suoi. Ci sono 2 giocatori rimasti nel pitturato per Porto Torres, aiutano a rialzarsi adesso a Yasmin Sallis. Gomez è tornato, ciò però non toglie che Papi ha segnato il 28esimo punto per Cantù. Ancora Sofiane che mette dentro un canestro difficilissimo. 2 punti impossibili per Meyawi. Bravissimo, prende anche il fallo. Potenziale gioco da 3 punti per Sofiane Meyawi. Chiuso. Allora 28-15. Geninazzi per Berdun, si torna dal numero 5, palla poi fuori per Papi, sotto canestro da Said, commesso fallo Falchi. Primo fallo per il presidente giocatore del che è state GS di Porto Torres. Primo viaggio in lunetta del quarto anche per Cantù. Mette il primo Said. Ancora uno a disposizione, 29-15 il punteggio. Rimbalzo per Cantù che ha un'insperata nuova possibilità di attaccare. Berdun per Geninazzi, sotto canestro da Santorelli, la palla scorre sul ferro. Recupera la difesa di Porto Torres con lo stesso Meyawi che ha ancora la palla fra le mani e 13 secondi per concludere l'azione. Aspetta movimenti dei compagni, 6 secondi. Falchi non si gira, allora Meyawi ancora non aveva deciso cosa fare. Subisce poi il fallo di Santorelli, fallo che dovrebbe essere il numero 3 del quarto di Cantù. (14 secondi quindi per l'attacco di Porto Torres).
Bel servizio di Meyawi per Gomez, prova poi a chiudere con la bomba. Palla però torna fra le mani del 23, ottima la circolazione di Porto Torres sotto canestro, palla a Gomez, poi simula, che mette dentro il 17° punto dei suoi. Said per Papi, primo ferro colpito da Giulio Maria Papi, stava tirando col 100% dal campo, 2 su 2, stavolta sbaglia. Un po' di spazio per Meyawi, se non c'è se lo va a cercare. Gomez prova a crearglielo, servito Falchi, vediamo se tira. Sceglie ancora Meyawi, 3 secondi per tirare, lascia andare con destro la bomba. Porto Torres è tutta davanti però, mentre Berdun è lì sotto il canestro a fare 30 e 31 per Cantù, 31-17, 6 e 36 alla pausa lunga. Adesso Cantù prova a dare una direzione definitiva a questa partita, anche se in uno sport come questo non si sa veramente mai. Qua però non deve sprecare occasioni come questa Yasmin Sallis, per il motivo che vede Berdun presentarsi nuovamente sotto canestro senza difesa alcuna e segnarne altri 2. 33-17, time out per le due squadre in campo, time out anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Riprendiamo la linea, 6 minuti e 13 alla fine del secondo quarto, gara che vede gli ospiti del Cantù condurre per 33-17 su padroni di casa della Key Estate GS di Porto Torres. Meyawi per i locali con la palla fra le mani, sotto per Simula, bravo a reggere l'urto di Berdun. Fallo fischiato in attacco a Porto Torres, non è d'accordo Meyawi. Risolto l'arcano, palla per Cantù con Papi sotto canestro da Adri Said che muove le braccia a una frequenza incredibile. Santorelli è il più lesto di tutti a rimbalzo, bravo anche a mettere dentro altri 2 punti. E a fare 35-17. Ci prova Puggioni, Papi lo chiude. Poi mette dentro per Geninazzi. C'è Santorelli che controlla abbastanza fatica questo pallone, comunque lo tiene a disposizione per i canturini. Berdun per Geninazzi, si appoggia a Papi. Berdun ancora a sinistra verso Santorelli, 5 secondi per il numero 10. Inizia a prendere le misure, più 20, massimo vantaggio. Meyawi ha guardato un po' sconsolato verso il tabellone, ma deve togliere dal cilindro conigli come questo. Bellissima palla per Puggioni, segna 2 punti per Porto Torres, 37-19. Papi fuori da Berdun, la tripla di Berdun sul primo ferro. Gomez non tocca e allora sarà possesso per Porto Torres. Meyawi
Continua l'azione del 23, 6 secondi. Gomez incastra la palla lì dove non vale il canestro. Risolto. E allora nuova possibilità di offendere per Cantu con Papi, seguito da Pedron. Il pallone è per Berdun. Prova ancora una volta la tripla Berdun, stesso esito della precedente. Primo ferro e possesso catturato da Gomez. Parte Gomez a destra Meyawi, a sinistra Pedron. Gomez non subisce fallo e allora il pallone adesso arriva a Sofiane Meyawi. 10 secondi per concludere, si infila e commette fallo in attacco. Si spiega il signor Palazzo con Sofiane Meyawi. C'è un... richiamo ufficiale, non parlavo perché ascoltavo, cercavo di ascoltare quello che voleva dire il direttore di gara. Si è stancato delle proteste, ha chiamato un richiamo ufficiale, quindi bisogna stare più attenti i giocatori di Porto Torres. Intanto qua rimbalzo catturato da Gomez, che ha anche subito fallo, il quarto del quarto per Cantu. E allora 3:23 alla fine. Gomez con la palla fra le mani, Meyawi scusate, con la palla fra le mani, che prova ad appoggiarsi alla tabella. Alla fine Gomez la controlla in maniera molto particolare, riuscendo a palleggiare con le dita. Ciò permette anche di subire un fallo su tiro. Nuovo viaggio in lunetta per Christian Gomez. Due su 6 fino a questo momento. Mette dentro un nuovo punto sul 37-20. Molto sfortunato Gomez, palla sputata fuori dal canestro, si resta sul 37-20, 3 minuti da giocare. Papi sotto per Carossino, si appoggia alla tabella ma sbaglia. Più lesto di tutti a rimbalzo è Sofiane Meyawi, che riparte con la palla fra le mani. Pedron a dar fastidio al centro, Gomez invece che prova a crearsi lo spazio per essere servito, palla che arriva proprio al 12. Bravissimo ad appoggiare sulla tabella i punti numero 21 e 22. Meno 15. Prova in modo parziale almeno a riavvicinarsi nel punteggio Porto Torres. Carossino però verso Santorelli. Pallone per Papi. Sotto da Carossino. Grande azione di Cantu, che conclude con Carossino. Filippo Carossino, altri 2 punti per lui. Simula, servito da un pallone illuminante di Sofiane Meyawi. Grande assist del 23. E allora 24-39, altro meno 15. 1:53 alla fine del secondo quarto. Palla recuperata da Porto Torres. Fallo di Said su Sofiane Meyawi. Quinto fallo. 5 falli fatti anche nel secondo quarto per Cantu.
Stavolta in lunetta si presenta Sofiane Meyaoui. Chiesto il time out però dalla panchina prima che Sofiane Meyaoui potesse accingersi ai 2 liberi, e allora piccolissima pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Entriamo in diretta dagli impianti del CUS Sassari. Sta andando in scena la terza e ultima giornata d'andata del campionato di Serie A1 di basket in carrozzina. Si sfidano le 2 squadre fino a questo momento prime della classifica. GSD Porto Torres che è estate contro Unipol Saibri Ante 84 Cantù. Il punteggio lo vedete in sovrimpressione, per ora meglio Cantù sotto praticamente ogni punto di vista, soprattutto quello del punteggio. 15 punti di distacco fra le 2 squadre che diventano 17 in virtù di questi 2 messi da Carossino. Sofiane Meyaoui va a terra, rischia di farsi un po' male. (41-24) recita il tabellone, 5 falli, lo ricordiamo, commessi. Da Cantù, che qua libera Carossino sotto canestro dopo una super azione di Said Driss. E allora nuova possibilità per Porto Torres con Meyaoui. 45 secondi da giocare nel quarto, 7 per chiudere l'azione, azione già conclusa però. Grande recupero di Papi. Carossino si presenta sotto canestro, non conclude, aspetta un compagno. È Geninazzi che sceglie Papi, meglio posizionato. Papi molto sfortunato qui, il rimbalzo però è di Santorelli che sbaglia da sotto misura. Meyaoui per Gomez, bella palla di Gomez, arriva a servire Simula. Gomez è rimasto a terra però non ha potuto accompagnare l'azione offensiva. 7 secondi, 2 di discrepanza fra i 2 cronometri. Meyaoui cosa ha fatto Meyaoui? Un canestro a 0 secondi, subendo anche fallo. Classe indiscutibile quella a disposizione del 23 di Porto Torres. Uno a disposizione per Sofiane Meyaoui, che lo sbaglia. Quindi arriva adesso la seconda sirena di giornata. Si va alla pausa lunga sul 43-26, partita che Cantù sta provando a chiudere già in questi primi 2 quarti. Vedremo come andranno gli altri 2 qui sui nostri teleschermi. Voi restate
con noi che ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Ci vediamo fra una decina di minuti. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Torniamo in diretta. Sta per cominciare il terzo quarto di Che Estate Porto Torres contro Unipol Sebri-Antea 84 Cantù. Abbiamo atteso qualche secondo più del dovuto, problemi della sirena, avete potuto apprezzare nella prima frazione, si sono ripetuti. Abbiamo così pensato di non farveli sopportare nuovamente. Allora, eccoci qui. 2 attacchi sono avvenuti fino a questo momento, entrambi senza fortuna. Si ricomincia quindi dal 26-43. Primo fallo commesso da Cantù dopo 52 secondi di gioco nel terzo quarto. Palla in attacco a disposizione di Porto Torres con Meyawi che serve Puggioni. Poi simula ancora il pallone per Sofiane Meyawi. Si appoggia a Puggioni che lascia andare la mano destra sul primo ferro. Carossino è già dall'altra parte, stavolta sbaglia. Primo errore della partita. In contropiede si intende ovviamente per Carossino. E allora si resta sul 26-43. 0 punti segnati ancora nel corso del terzo quarto, dopo 1 minuto e mezzo. Intanto un nuovo entrato anche fra le fila di Cantù. Si tratta del numero 9 Estece. Che dovrebbe aver preso il posto di Santorelli. Ottima la difesa di Meyawi, da una mano anche Pedron. Ancora Meyawi, prova a ripartire Porto Torres con il proprio giocatore di punta, Sofiane Meyawi. Dentro il pallone per Gomez, una palla interessante per Chris Gomez. Fallo di Papi su Gomez. Se ne accusa immediatamente Papi. Nuovo viaggio in lunetta per Christian Gomez. Mette il primo. Uno su 2 per Gomez, che non riesce proprio a fare 2 su 2 oggi. Perso tanti punti dai liberi Porto Torres contro una squadra
forte come Cantù è assolutamente un problema. Poi Carossino, che bravo. 45esimo punto per Cantù, un ottimo Carossino, porta ancora avanti di altri 2 punti suoi. Meyawi prova la tripla, Sofiane Meyawi, non male. 30-45, più 15 Cantù, che sembra costantemente essere in controllo. Serve un cambio di ritmo totale a Porto Torres per provare a rientrare. Papi però non ne vuole sentire, segna altri 2 punti, più 17 Cantù, 47-30. Meyawi ha deciso così, nuova tripla di Sofiane Meyawi, 2 di fila nel terzo quarto, 47-33. Verdun con la palla fra le mani per Cantù. C'è Carossino, servito. Gomez dà fastidio, lo fa in maniera fallosa. Rimessa per Cantù con Verdun, cerca e trova Papi. Il pallone di Papi è corto però per Meyawi. Stavolta è Porto Torres ad andare in contropiede con Sofiane Meyawi. Semplicissimo per lui, che segna l'8º punto consecutivo per Porto Torres. Meyawi, 2 bombe e questo appoggio. 35-47. È il Meyawi che serve a Porto Torres per provare a impensierire Cantù. Papi, servito da Estece, dentro per Carossino, c'è un po' di spazio per Verdun, che bella traiettoria. 49-35. Meyawi ancora con la palla fra le mani, prova una nuova tripla, stavolta molto sfortunato perché palla sembrava per essere ancora, potesse andare ancora dentro. Sfiora solo invece la rete prima di essere risputata fuori. 49-35 in questo terzo quarto. Verdun pallone ancora a cercare Carossino, nulla di fatto l'attacco di Cantù. Riparte Porto Torres con Chris Gomez, sotto da Meyawi, sinistro sbatte sul ferro, alla fine la palla contesa non cambia possesso sul 49-35, a 5,5 dalla fine. Palla a disposizione di Porto Torres. Simula, serve Sofiane Meyawi, pallone che cercava Puggioni. Cercavo io di capire se ci fosse stata o no la deviazione di Estece. No, dicono gli arbitri. Allora rimessa a disposizione di Cantù, batterà Luca Buksha. Verdun, poi Geninazzi sotto da Carossino, con una mano Carossino, che bravo. 51esimo punto di Cantù, mattatore della partita Filippo Carossino. Meyawi sfonda nella difesa di Cantù, poi si gira ma un super Geninazzi impedisce a Meyawi di andare a canestro. Poi Carossino chiuso da Simula, solo con la carrozzina, però Simula non alza le mani e Carossino non ha nessun tipo di problema a segnare
altri 2 per i suoi. Torna nuovamente a più 18 Cantù, simula con Geninazzi a contrasto, bravo, stavolta simula. 53-37. Estece, si muove Berdun, servito Geninazzi dentro da Carosino, un po' di spazio per Buksha. Grandissima azione del Unipol 6 Briante 84 Cantù. Toccano palla tutti gli effettivi prima che Buksha possa mettere dentro il 55esimo punto. Nuovamente a più 18, si resta a più 18 perché Gomez ha sbagliato, poi fallo e canestro. Si spiega Megliawi con i suoi, il punteggio è di 55-39, un tiro a disposizione di Gomez per chiudere il gioco da 3 punti. Stavolta lo mette Gomez, torna a meno 15 Porto Torres, 3:41 da giocare nel terzo periodo e Cantù che ricomincia la propria azione con Buksha che passa da Berdun, il pallone per Estece. Semplice il passaggio verso Geninazzi, in area Buksha e Berdun, servito quest'ultimo, il controllo è un po' infelice, arriva comunque Estece. 5 secondi per concludere, Estece va a sbattere sulla tabella, poi simula con Geninazzi a contrasto, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara. Numero di falli, Cantù ne ha già commessi 4, anche se effettivamente mancano 6:50. Cioè sono passati, scusate, 6:50 dall'inizio della partita. Sono 2 liberi a disposizione di Geninazzi. Dovrebbe essere stato fischiato antisportivo a Simula. Il fallo su Geninazzi. Geninazzi fa 1 su 2. Dando il punteggio sul 56-40 e Cantù beneficerà di un extra possesso. Parte in zona offensiva da Berdun, il pallone per Carossino. Estece, servito da Berdun, sotto canestro da Carossino, palla troppo alta per il 22. E allora nuova possibilità per Megliawi che cerca Gomez sotto canestro. Gomez su una ruota, Gomez, primo ferro. Molto sfortunato qua Chris Gomez e resta anche a terra. Ricomincia l'azione di Porto Torres da Megliawi che scambia con Gomez. Ancora palla fra le mani per Megliawi. Puggioni, sfortunato oggi Puggioni, non ha ancora trovato punti in questa partita. Stavolta secondo ferro per lui e rimbalzo catturato da Cantù che è già dall'altra parte con Estece. Primo ferro e rimbalzo catturato da Gomez. Si fa vedere, simula un po' di spazio per Pedron, servito invece Megliawi. Megliawi rischia qua sulla frenata di perdere il pallone. Comunque è ancora fra le mani del play di Porto Torres. Qua simula in caduta, prova a servire Puggioni.
Peccato per lui però che il tempo fosse praticamente scaduto. Arriva in frazione dei 24 secondi, ultimi 2 minuti da giocare in questo terzo quarto. 56-40 il punteggio. Estece. Dall'altra parte per Verdun, poi ancora una volta Estece sotto canestro da Geninazzi. È arrivato un fischio del direttore di gara, quarto fallo. Quarto fallo fischiato a Porto Torres. Incomprensione fra Verdun e il direttore di gara, finisce con un'infrazione commessa da Verdun, che non vuole neanche stare a sentire cosa ha da dire il direttore di gara. Comunque si ricomincia sul 56-40. 1:34 da giocare in questo terzo periodo, con Meyawi con la palla fra le mani per Simula, appoggio al tabellone di Simula, 42esimo punto della partita di Porto Torres. Carossino per Geninazzi, si fa vedere Verdun sotto canestro da Estece, ha subito il fallo di Puggioni. Dovrebbe essere il quinto fallo di Porto Torres. Time out chiamato dalla panchina dei locali. Piccola pausa pubblicitaria anche per noi, restate con noi, manca 1 minuto e 11 secondi alla fine di questo terzo quarto. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Torniamo in diretta, stanno per rischierarsi in campo le due squadre. Il punteggio lo vedete in sovrimpressione, conduce per 56-42 Briantea, 84 Cantù. Sempre stata in controllo dall'inizio di questa partita e potrà beneficiare di 2 liberi più possesso aggiuntivo in virtù del fallo antisportivo combinato alla difesa di Porto Torres. Due su 2. Il 58-42 può ricominciare a scorrere il cronometro dall'1:11 che mancano. Eccolo il pallone rimesso in gioco per Carossino. Si fa vedere Verdun, ha un po' di spazio Geninazzi, servito fuori, prova la tripla Geninazzi, palla che sbatte sul primo ferro e poi va fuori. Meyawi per Porto Torres. Vediamo se prova la bomba ancora Sofian Meyawi. Ne ha provate 3 in questo terzo parziale, 2 le ha messe di fila, la terza l'ha sbagliata di poco. Ha 1 secondo per tirare, ci prova. Tabellone ferro e possesso ancora per Porto Torres. Gomez non riesce a buttare dentro il 44esimo punto. Ottiene però la possibilità di battere nuovamente 2 liberi.
Sbaglia il primo Gomez. Chissà cosa reciterebbe il tabellone se Gomez si è messo dentro più liberi di quelli che ha effettivamente messo. Fa nuovamente 0 su 2. Una giornata proprio storta per Gomez sotto questo punto di vista. Meyaoui lascia andare con la mano destra una palla che sbatte sulla tabella, poi sul primo ferro e va fuori. Berdun in contropiede ancora con l'arma migliore di Cantù. Un attacco spaventoso quello degli ospiti, che hanno geometrie che riconoscono a memoria. Qua Meyaoui prova da metà campo praticamente sul suono della sirena. Il terzo quarto finisce 58-42. Restate con noi per seguire l'ultima frazione. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Rieccoci. Comincia adesso l'ultimo periodo di questa partita. Il risultato è 60-42. Prova subito a modificare il tabellino Berdun, ci va vicino. Allora, che però sbatte sul primo palo. Primo ferro, ovviamente, chiedo venia. Meyaoui per Puggioni, servito al centro dell'area, arriva un fallo in attacco di Gomez, cambia quindi il possesso. Dopo 40 secondi si resta sul 60-42 come si era cominciato. De Maggi per Berdun, prova la tripla Berdun, altro primo ferro, nessuna bomba di Cantù, è andata dentro il canestro, almeno fino a questo momento della gara. Meyaoui con la palla fra le mani. Sotto da Gomez, sfortunato nel primo tentativo, palla ancora per il numero 12 che alla fine, dopo il terzo tentativo, riesce a mettere dentro 2 punti per Porto Torres. 60-44 quindi. De Maggi, serve Carossino, si fa vedere Said, servito Said, c'è Stece sotto, anzi si tratta di Santorelli sotto canestro. Piccola incomprensione, bravo Meyaoui a recuperare palla per Porto Torres e portarla già dall'altra parte con il servizio che credevo andasse verso Simula. Ancora la palla fra le mani però del 23, 10 secondi per concludere l'azione. Ci prova da 3 punti Meyaoui, secondo ferro, rimbalzo Cantù, contropiede, Santorelli pronto a mettere dentro altri 2 punti. 62-44, un'arma indifendibile questo contropiede di Cantù
quale ha costruito il vantaggio che si è creato fino a questo momento. Meyawi, Pedron prova a dare una mano ostruendo Santorelli, la palla finisce sotto canestro per Simula. Illusione del canestro, almeno da parte mia. Palla invece non è entrata, si resta 6-2-4-4, ultimo tocco è di un giocatore di Cantù. Meyawi per Pugioni, ha un po' di spazio il 14, serve nuovamente Sofiane Meyawi, che da quella posizione cerca di segnare 2 punti ma non vi riesce. Il contropiede di Cantù finisce sempre allo stesso modo con diversi interpreti, stavolta è Berdun a segnare altri 2 punti, più 20 nuovamente e a 7-11 potrebbe essere una definitiva mazzata per Porto Torres. Meyawi si gira, serve Simula, spazi strettissimi per Simula, che ha fatto una buona gara però e segna ancora altri 2 punti per Porto Torres. Berdun, c'è De Maggi fuori, aspetta Carossino, si fa vedere Said, servito invece il 22, sotto ancora da Berdun per De Maggi. Grande azione di Cantù, che dimostra quanto brava sia in attacco sia in contropiede sia quando si tratta di costruire trame offensive. Time out chiamato dalla panchina, time out, ce lo prendiamo anche noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Riprendiamo la linea, torniamo in diretta. Mancano 6 minuti e 35 secondi alla fine di questo che è stato GSD Porto Torres contro Unipol Cypriante 84 Cantù. Attacco di Simula, palla sul primo ferro. E allora nuova possibilità per Carossino, che ha sbagliato veramente di rado. Segna altri 2 punti. 68-46. Sofiane Meyawi per Gomez. Provato ancora a offendere un'altra volta Porto Torres, brava però la difesa di Cantù. Allora Carossino, poi De Maggi, il pallone per Berdun, servito Said. Eccolo Carossino che stavolta ci prova da un po' più lontano. Doppio ferro ma rimbalza ancora per Cantù, che costruisce un'altra azione interessantissima. Alla fine Pedron però recupera il rimbalzo e serve Sofiane Meyawi. Ancora Meyawi, non commette fallo De Maggi, la palla alla fine colpisce la testa di Pedron prima di finire fra le mani di Berdun. Carossino si fa vedere, c'è anche Santorelli con tanto spazio, servito invece il 22. Qua è un errore non da lui. Meyawi, Pedron non taglia, allora Meyawi fa tutto da solo, arriva anche a concludere. Stavolta sfortunato, tabella e ferro prima del rimbalzo, catturato da Cantù. Berdun con De Maggi, aspetta Santorelli, serve invece Berdun. Ora Berdun esce dal pitturato, va poi da Santorelli, canestro e fallo.
potenziale gioco da 3 punti per Santorelli. Teggio è 70-46, 4:34 da giocare. Ok, resta da capire di questa partita, penso che sia solo il risultato finale. (4:23). Sofiane Meyawi con la palla fra le mani, 10 secondi da giocare, ancora Meyawi, Pedron se la ritrova lì ma in un qualche modo riesce ancora a servire il proprio 23, poi simula fallo commesso dalla difesa di Cantù, solo il primo in questo quarto periodo dentro Yasmin Sallis. Per Porto Torres prende il posto di Pedron. Sofiane Meyawi per Pugioni. Gomez vicino, servito, un po' sparito dai radar fra fine terzo periodo e inizio del quarto. Chiuso alla grande però da una difesa molto rocciosa come quella di Cantù. Qua subisce fallo, se non vado errato, il 12 al momento del tiro, proprio così. E allora altri 2 a disposizione di Gomez. Dentro il primo. 70-47. 23 punti. Ancora Gomez non riesce proprio a fare 2 su 2. Palla sputata dal ferro, si resta sul 70-47. Santorelli già dall'altra parte. Carossino. C'è Berdun al limite, Meyawi prova a chiudere quella linea di passaggio, la palla resta però fra le mani di Carossino che sceglie di tirare. Secondo ferro, palla fra le mani di Pugioni. Possesso recuperato da Porto Torres con Meyawi. Ancora Sofiane Meyawi per Christian Gomez. Gomez serve, simula, tira in modo impreciso, una preparazione precaria dovuta dalla presenza costante della difesa di Cantù. De Maggi serve Said, alza questa parabola Said, ferro e rimbalzo per Porto Torres. Sofiane Meyawi. Aspetta ancora Meyawi, va sotto da Gomez. Bella azione di Porto Torres sull'asse. Sofiane Meyawi, Christian Gomez. Berdun però già dall'altra parte Cantù. Ancora Berdun. 72-49. Fallo subito da Meyawi. Terzo del quarto per Cantù. Intanto c'è un cambio fuori Santorelli, dentro con la maglia numero 0 Karim Makram. Gomez servito da Meyawi, chiudono il triangolo i due, ancora Meyawi, Berdun non lo molla, poi Meyawi serve Gomez, fischio contro l'attacco, dovrebbe trattare di infrazione dei 3 secondi se non vado errato. De Maggi per Carossino, ancora Carossino, va da Said, fallo di Gomez.
1,54 da giocare, il punteggio al momento è di 72,49. 72-49 per Cantù, che beneficerà di questa rimessa dovuta dal fallo di Christian Gomez. Berdun, un po' di spazio per la tripla, non la prende, sceglie di andare da De Maggi, poi Carossino ancora verso Simone De Maggi, tiro che colpisce il ferro prima di abbandonare il terreno di gioco. E allora 1,40 dalla fine. Nuova possibilità per Porto Torres con Sofiane Meyaoui. Vediamo se prende la tripla. Infatti è così. Meyaoui, tabella, palla poi finisce su Yasmin Sallis, brava a mettere la palla fra le mani ancora del 23, chiuso da Said e Makram. 3 secondi per tirare. Ci prova Meyaoui in equilibrio precario, la palla però ha colpito il ferro e può essere ancora buona per Porto Torres. Gomez va a terra nel tentativo di buttare dentro il pallone. Fischio arbitrale che permette a Gomez di rimettersi in piedi, che però non cambia il possesso di palla, che resta per Cantù. De Maggi verso Carossino, chiuso da Simula. Ottimo il blocco di De Maggi. Carossino verso Berdun, chiuso il triangolo con De Maggi, bravo ad appoggiare. Canestro ancora, altri 2 punti. 46 secondi dalla fine, 74-49 punteggio. Adesso inizia a essere anche troppo severo verso Porto Torres. (25 punti di distacco raccontano però di quanto bravo sia stato Cantù a far male ogni volta che ha potuto. Wow, che bella tripla a parte di Said. Una posizione non semplice, riesce a mettere dentro altri 3 punti. Meyaoui per Gomez. Gomez segna gli ultimi 2 punti della partita probabilmente, visto che manca un secondo. Carossino con la palla fra le mani, arriva adesso l'ultima sirena. Vince Cantù, vince col punteggio di 77-51, una partita che, bisogna dirlo, ha dominato dall'inizio alla fine la squadra dell'Unipol-SAI. Può essere sicuramente soddisfatto coach Daniele Riva, che si prende la prima posizione in solitaria, lasciando al secondo posto Porto Torres. Io ringrazio Cesare Donati per le preziose immagini che vi sono arrivate in diretta da San Giovanni. Grazie anche a voi per essere rimasti con noi. Appuntamento alla prossima.